TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nell'ambito della vasta inchiesta della Procura Lagunare su un presunto giro di corruzione, Renato Boraso, ex assessore alla mobilità del Comune di Venezia, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame che ha rigettato l'istanza di revisione della misura cautelare. Va ai domiciliari invece l'altra persona che era stata portata in carcere, ovvero l'imprenditore Fabrizio Ormenese. Conferma per i domiciliari per gli imprenditori Marco Rossini e Matteo Volpato. È stata invece annullata con remissione in libertà la misura per la funzionaria della società IVE Alessandra Bolognin, è quanto riporta la stampa locale. Ancora cronaca. Negli giorni scorsi, nei pressi di Versailles, la polizia ha rintracciato e arrestato un soggetto di origini straniere colpito da mandato di arresto europeo a seguito di condanna definitiva passata in giudicato per il reato di violenza sessuale di gruppo commesso nel territorio veneziano, per il quale lo stesso doveva espiare una pena detentiva di 6 anni e 8 mesi di reclusione. L'individuo aveva lasciato l'Italia e fatto perdere le proprie tracce poco prima che la sentenza di condanna diventasse definitiva. A seguito dell'arresto, il ricercato è stato portato presso una casa circondariale parigina in attesa di estradizione verso l'Italia, ove sconterà la pena alla quale è stato condannato. Parliamo di sanità. Emergenza caldo, 25 pazienti al giorno in pronto soccorso per colpi di calore e 66 per incidenti o patologie dovuti appunto al caldo, sono soprattutto anziani. Lo scorso mese nei reparti di emergenza e urgenza 4.000 accessi in più che in gennaio e quasi 1.700 in più del luglio 2023. Sono i dati dell'ULSS 3 Serenissima presentati oggi. L'azienda sanitaria veneziana sta quindi inviando infermieri a casa di 321 nuovi ultraottantenni soli per idratarli con flebo, organizzazione dei farmaci, dare consigli per la spesa. La solitudine uccide più del caldo, spiega il primario di geriatria di Venezia Chioggia Ernesto Rampin. Voltiamo pagina. Oli, annullato l'evento di questa sera nell'ambito del Sottomarina Sound Beach. Mauro Armelao, sindaco di Chioggia. Con profondo dispiacere mi trovo a dover annullare Oli. Purtroppo le previsioni meteo segnalano l'avvicinarsi di forti temporali con raffiche di vento e non vi sono le condizioni per svolgere la festa dei colori, così come da programma. So che era un evento molto atteso, amato da giovani e famiglie, e questo mi rattrista ancora di più, ma la prima cosa è la sicurezza. Pertanto, l'evento all'aperto con così grande richiamo di pubblico viene necessariamente annullato. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.